Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Attività frenetica nel settore del salto ostacoli, in una primavera che vede intrecciarsi le ultime prove indoor e i primi eventi all'aperto. In attesa della finale della Coppa del Mondo, in programma da domani a domenica a Kuala Lumpur in Malesia, nel nostro paese proseguono i concorsi internazionali che richiamano binomi di buon livello. Dopo Arezzo, Pioltello, tocca a Cervia, una delle sedi più apprezzate della nostra equitazione. La gara più attesa è il Gran Premio, categoria due percorsi, col miglior 25% ammesso a disputare il secondo che stiamo per seguire. Classifica stilata in base alla somma di penalità conseguite sui due tracciati. È in campo per l'Irlanda il capitano Jerry Flynn, monta McCroy, cavallo di 9 anni di origine irlandese. Questo binomio si presenta alla seconda manche con 4 penalità. Jerry Flynn, classe 1965, ha partecipato a 31 Coppe delle Nazioni con la sua nazione, ne ha vinte 11. Affronta il percorso ideato da Francesco Bazzocchi, che è il direttore di campo, e ha previsto un tracciato di 350 metri. Sono 7 gli ostacoli, 8 i salti, infatti è prevista una combinazione, una gabbia. Intanto ha concluso Jerry Flynn, abbastanza regolare, ancora 4 penalità, un totale di 8 nel tempo di 46 e 17. In caso di parità di penalità fra due o più concorrenti, classificherà il tempo impiegato nella seconda manche. E adesso per l'Austria, Daniel Sundberger con Sign of the Time. Sign of the Time è un cavallo di 12 anni e questo cavaliere è nato nel 1975. Sign of the Time, cavallo di origine tedesca, è un Baio, un Oldenburg. Non è un habitué dei circuiti internazionali ad alto livello, sta cercando di ampliare il suo bagaglio di esperienza, lo fa su questo tracciato che comincia con un verticale di 1,45 m, poi curva a mano sinistra per affrontare il primo largo 1,45 m a barriere pari, quindi un altro Oxer, un falso largo, meglio 1,50 per 1 metro, quindi un verticale di 1,50 m che immette alla gabbia. In entrata un largo 1,45 per 1,60 m, in uscita un verticale di 1,50 m. Poi al numero 8 la triplice 1,50 per 1,70 m, e quindi l'ostacolo numero 10 a concludere, un Oxer su Foss 1,50 per 1,60. Intanto ha concluso con il netto Daniel Sundberger, rimangono 4 le sue penalità nel tempo di 49,04. Si porta al comando di una graduatoria che è più che mai provvisoria, infatti sono 19 i binomi che vedremo impegnati in questo secondo giro, anche se è improprio parlare di giro perché si tratta di due percorsi diversi. In questa seconda tornata il tracciato è più breve rispetto al percorso base, ci sono anche meno ostacoli. In campo Giuseppe Donofrio, comasco, nato nel dicembre del 1967. In questo 2006 presenza a Cervia ma anche a Pioltello, nessun piazzamento di rilievo, mentre proprio lo scorso anno ha ottenuto il secondo posto in Gran Premio a Cervia con Donald Dubreux.
nella circostanza. Donofrio monta proprio Donald Dubreuil, che è un castrone baio di 15 anni, un Seul Français. Donofrio si presenta con 4 penalità. Ora fa meglio, netto anche per lui, rimangono 4 le sue penalità nel tempo di 46 e 69, e per quanto riguarda il tempo riesce a far meglio rispetto a Daniel Sonberger. Sono 7 i binomi che arrivano alla seconda manche con 4 penalità, poi vedremo all'opera i netti, quelli che hanno le chance più concrete per aggiudicarsi questo Gran Premio del concorso ippico internazionale di Cervia. Adesso per la Gran Bretagna Robert Maguire monta Two Mills Showtime, cavallo di origine irlandese di 14 anni. Molto intensa l'attività di questo cavaliere 26enne che nel 2006 si è imposto in una categoria a tempo a Sheffield. Monta Two Mills Showtime, che è un castrone baio molto rapido, agile. Purtroppo non è riuscito a coniugare rapidità e precisione sui salti. Arriva un errore, 4 penalità, un totale di 8 nel tempo di 40 e 62, addirittura quasi 6 secondi meglio rispetto agli altri, però è penalizzato da questo bottino abbastanza pesante. Ed ora per l'Italia Juan Carlos Garcia, che monta l'Oro Piana Feofar de Rhodes. Juan Carlos Garcia da domani impegnato nella finale di Coppa del Mondo, ospitata per la prima volta dal continente asiatico, precisamente a Kuala Lumpur in Malesia. Un passaporto ottenuto con Albin, che gli ha regalato parecchie soddisfazioni in questo scorcio di stagione. Ricordiamo la vittoria di Bordeaux. Intanto arriva il primo errore per il cavaliere nato a Bogotà in Colombia e che ha ottenuto la cittadinanza italiana proprio nell'imminenza dei Giochi Olimpici di Atene. Dopo l'errore Juan Carlos sta cercando un percorso pulito, ormai ha accantonato i sogni di un piazzamento in questo Gran Premio, ma credo che abbia ben altro per la testa. Infatti lo attende un fine settimana davvero rovente al cospetto dei migliori interpreti internazionali di questa disciplina. Un errore per Juan Carlos Garcia, un totale di 8 penalità nel tempo di 46 e 26, e scivola alle spalle di tutti. Ora è il momento di uno dei migliori cavalieri italiani, Gianni Govoni. Monta Coscar D, cavallo di origine belga di 10 anni, con il quale Gianni sta cercando un affiatamento. Govoni è nato nel 1967, a Finale Emilia. Per lui 2 edizioni dei Giochi Olimpici, Barcellona e Sydney. Lo ricordiamo, splendido quinto ai World Equestrian Games del 2002 a Jerez de la Frontera con l'Oro Piana a Vigna. Vedete l'intervento energico che non può però evitare l'errore. Spazientito Govoni, che ha a che fare con un soggetto abbastanza complicato, anche se di mezzi. Chiude con un totale di 12 penalità, 4
sul primo tracciato, 8 in quello che abbiamo appena visto. Era velocissimo, 40 e 63 il tempo, però scivola indietro nella graduatoria. Ancora per l'Italia, Karl Wechselberger monta qui figlio, binomio molto affiatato. Karl Wechselberger è nato a Vipiteno nel dicembre del 1970, ha partecipato lo scorso anno ai campionati italiani proprio con questo cavallo ai Pratoni del Vivaro, nona posizione per lui, già qualche piazzamento stagionale con qui figlio, che è un cavallo Oldenburg, dunque origine tedesca, per questo stallone nato nel 1994. I due si presentano con 4 penalità. Per ora è netto il percorso di Wechselberger, che va ad affrontare il fosso Carezze per qui figlio, che conclude senza errori, e dunque 43 e 70 si porta al comando. 4 penalità nel tempo di 43 e 70. E adesso tocca ai binomi che non hanno commesso errori nella prima manche, a cominciare da Emanuele Fiorelli, che si presenta in campo con Bebieto. Ormai discreta esperienza per Emanuele Fiorelli, che è nato nel 1966. Bebieto ha 9 anni. Il suo cavallo di punta Equinox de Morin, buoni risultati anche con Gibus de Mont. Che gli ha regalato diverse soddisfazioni nelle ultime stagioni. Seguiamo Emanuele Fiorelli, vediamo se arriverà il primo netto del pomeriggio di Cervia, condizioni ambientali ottime. È molto accattivante, è sempre il palcoscenico offerto dal circolo ippico Le Siepi. Bene sulla gabbia. Superato anche l'Oxer rustico. Bene anche sul fosso, dunque arriva il primo doppio netto del pomeriggio senza penalità nel tempo di 50 e 35 per Emanuele Fiorelli e Bebieto. Dunque d'ora in avanti chi vorrà giudicarsi questo Gran Premio non dovrà commettere errori agli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 50 e 35 siglato da Emanuele Fiorelli. Va detto però che sembra un tempo piuttosto alto, il cavaliere italiano ha badato soprattutto alla precisione sui salti, si porta al comando, ma la sua è una leadership certamente attaccabile, perché abbiamo visto altri cavalieri che pur sbagliando sono riusciti a completare il percorso addirittura con 10 secondi in meno, dunque una prima posizione provvisoria per Emanuele Fiorelli, che comunque lascia il campo ostacoli di Cervia senza aver commesso un solo errore. Per l'Olanda, Jochen Munsterhuis monta Ocometa, cavaliere nato nel 1971, che abitualmente monta Obelix. Ocometa è una femmina dal mantello grigio di origine olandese di 10 anni. Recentemente nulla di fatto a Lummen. Registriamo l'errore per Jochen Munsterhuis,
4 le penalità nel tempo di 45 e 45, si sarebbe portato al comando. Davvero lento il percorso di Emanuele Fiorelli, impeccabile sugli ostacoli, però lo ripetiamo ancora una volta, ci sembra un tempo abbordabile per tanti avversari. Comunque per il momento il cavaliere olandese è alle spalle di Fiorelli. Ed ora per la Svizzera Paul Esterman, monta Can Do, cavallo di 13 anni, di origine olandese. Paul Esterman, classe 1963, un abitué dei concorsi che si disputano nel nostro paese, monta Can Do, che è un castrone baio nato in Olanda da Ramiro. Da battere per ora il 50 e 35 di Emanuele Fiorelli. Svizzera che sta attraversando un buon momento in questo settore, a fianco l'esperienza di Markus Fuchs, giovani talenti come Cristina Lieber, come Steve Gerdà. A livello di squadra gli elvetici possono schierare binomi importanti. Vediamo come si comporta Paul Esterman, che è atteso dalla parte conclusiva del tracciato, superato anche l'ostacolo rustico, che è una triplice. Bene anche sul fosso, doppio netto, 0 penalità per Paul Esterman, che conclude in 48 e 19. Si porta al comando scavalcando Emanuele Fiorelli, ma ancora direi che si tratta di un tempo ampiamente battibile. Vediamo se l'impresa riuscirà ad Andrea Bracci per l'Italia con Double Dis. Andrea Bracci, nato nel 1965, ha avuto un 2005 ricco di soddisfazioni, con successi ottenuti a Pontedera, Arezzo, anche a Roma, a Piazza di Siena, dove si è imposto nella categoria di potenza, poi una vittoria anche a Modena. Double Dis è un castrone sauro di 15 anni, un Seul Français. Anche per loro il netto di presentazione, vedete che sta mettendo un po' di pressione Andrea Bracci, che va però a commettere errore sull'ultimo ostacolo. Davvero un peccato, sono 4 le penalità. Il tempo era buono, 42 e 06, gli sarebbe bastato per portarsi al comando. Invece in prima posizione c'è sempre lo svizzero Paul Esterman, che precede Emanuele Fiorelli e poi proprio Andrea Bracci. Adesso tocca a Roberto Arioldi, cavaliere di grande esperienza, monta Loro Piana Lemato. Roberto ha conquistato per diverse volte il campionato nazionale. La prima volta nell'87 con Rosa, poi il trittico consecutivo con Loro Piana Paprika della Loggia, e quindi nel 2002 il sigillo con Dim de la Cour. Cavaliere che non lascia mai nulla di intentato, monta Lemato, che è un cavallo di 13 anni, di origine olandese, uno stallone, grande garista come si dice Roberto Arioldi, che ha ben poco da imparare, solita energia anche
nell'affrontare, nel superare la gabbia, poi la triplice, ancora grande verve per Roberto Arioldi che accompagna l'emato sulla fotocellula del traguardo. Roberto Arioldi, doppio netto, si porta al comando con 42,93, nuovo leader Roberto Arioldi. E adesso questa potrebbe essere considerata anche un'ipoteca per, non dico il successo, ma per un buon piazzamento, la pressione per gli altri concorrenti che seguiranno. Giulia Martinengo adesso per l'Italia, monta atletica. Amazzone è nata nel marzo del 1979, ha partecipato a 2 edizioni dei campionati europei Young Riders, precisamente a Lisbona e Albury. Si presenta con il netto in sella ad Atletica, che è una femmina dal mantello baio, relativamente giovane, soli 8 anni. E però sta affrontando la gara con il piglio giusto, sta prendendo i suoi rischi. Giulia Martinengo, superato anche questo verticale d'ingresso della gabbia, bene su questa combinazione. Ora la triplice, 1,50 per 1,70. Infine l'ultimo ostacolo che è superato e sembra molto veloce. Diamo un'occhiata al cronometro, 41,33. Riesce in effetti a superare Roberto Arioldi, Giulia Martinengo con Atletica. Buona prestazione e ci si avvicina al muro dei 40 secondi. In precedenza, intorno ai 40 secondi, si erano espressi Robert Maguire per la Gran Bretagna e anche Gianni Govoni, 40 e 63 per il cavaliere emiliano, che però hanno poi concluso rispettivamente con 8 e con 12 penalità, e dunque sono alle spalle di Giulia Martinengo, di Roberto Arioldi, di Paola Esterman, di Emanuele Fiorelli. Ora Fernando Furcade per la Spagna, grandissima esperienza per questo cavaliere che monta Papillon Alezan. Furcade classe 1964, è di Alicante, per lui 2 edizioni dei campionati del mondo a L'Aia e a Roma, un campionato europeo, 2 edizioni dei Giochi del Mediterraneo con 2 bronzi ottenuti con la squadra. Papillon Alezan ha 9 anni e ha origine olandese. Non sembra però disponibile in questa seconda apparizione, in effetti va a complicarsi le cose con un doppio errore sulla gabbia. Ormai nessuna speranza di buon piazzamento per Fernando Furcade. Aveva saltato bene Papillon Alezan nel percorso base, qui probabilmente affiora la stanchezza o magari il nervosismo. Fatto sta che il bottino è pesante, 12 penalità nel tempo di 47 e 67. Per ora è il peggiore fin qui. Adesso vedremo all'opera un giapponese che gli appassionati italiani conoscono perché diverse volte ha gareggiato nel nostro paese, anche a Piazza di Siena. Si tratta di Taizo Sugitani, che monta Obelix. Anche per loro il netto. Sugitani ha già acquisito buona esperienza, è nato nel 1976. Per lui presenze ai giochi di Atlanta, di Sydney e di Atene con la Malusci, che è un cavallo davvero di grande qualità. Obelix è un castrone di origine olandese di 9 anni. Taizo Sugitani per il Giappone.
molto delicato questo verticale, non ci sono problemi per il cavaliere nipponico che affronta la parte intermedia del percorso, errore in ingresso di gabbia, un verticale abbastanza insidioso, ora la triplice, però è anche molto molto lento. Dunque è un percorso d'assaggio per il cavaliere giapponese che va a superare anche il fosso. Dunque 4 penalità nel tempo di 47 e 05. Sempre al comando dunque Giulia Martinengo, che si è comportata davvero bene in sella ad atletica, ricordo il tempo da battere 41 e 33. Ci proverà Eric Levallois, il francese, in sella a Diamant de Sémilly. Eric Levallois, classe 1963, recentemente si è imposto nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Pioltello, e direi in assoluta scioltezza. Diamant de Sémilly è uno stallone Saint-Français di 15 anni e sta attraversando un momento di forma eccezionale. Vedete, cavallo dal bel modello che sprizza salute, e anche in questa circostanza c'è da scommettere sul buon comportamento del binomio francese. Vedete anche molta allegria per Diamant de Sémilly, che sembra avere nelle corde la possibilità di superare ostacoli anche più impegnativi. Lo lascia fare il suo interprete, bene anche sul verticale. Ora la gabbia, che ha costituito un'insidia per tanti concorrenti, non per Eric Levallois, che ci prova. La triplice, ora l'accelerazione in vista dell'ultimo ostacolo. Scalcia ancora Diamant de Sémilly, che è molto diligente, molto simpatico questo francesone. Però il tempo è di 41 e 65 per pochi decimi, per 3 decimi, è alle spalle di Giulia Martinengo in seconda posizione. Dunque riepiloghiamo la situazione quando devono ancora entrare in campo 3 binomi: Harry Marshall per l'Irlanda, Werner Muff per la Svizzera e Vincent Vorn per l'Olanda. Al comando Giulia Martinengo per l'Italia in sella d'atletica, in seconda posizione Eric Levallois, Francia, Diamant de Sémilly. Il tempo da battere 41 e 33. Per l'Irlanda Harry Marshall monta All Shook Up. Marshall, classe 1953, per lui grandissima esperienza, e in questo 2006 ha già ottenuto risultati importanti, vincendo addirittura 4 categorie nel concorso di Arezzo. Si trova evidentemente a proprio agio nel nostro paese. Monta All Shook Up, un cavallo grigio dal mantello candido, 12 anni per questo saltatore, sempre molto concentrato e anche disponibile. Per Giulia Martinengo può effettivamente essere un'insidia seria. Vedete come ci prova il cavaliere irlandese, atteso dall'ultimo ostacolo, superato il fosso. Un'occhiata al cronometro, 40 e 31, si porta al comando. Era nell'aria che la vittoria si giocasse intorno ai 40 secondi. Era stata bravissima Giulia Martinengo, 41 e 33, ma non è bastato. Si era avuta la conferma che 40 secondi sarebbero stati sufficienti per vincere. C'è anche un piccolo giallo, infatti abbiamo visto cadere un ostacolo, però non è un errore attribuibile all'attrito con il cavallo. Probabilmente un elemento dell'ostacolo si era sganciato e dunque era caduto, senza però l'errore del cavaliere irlandese. Deciderà comunque la giuria. Per ora
È classificato come netto il percorso di Harry Marshall con All Shook Up, che è in testa alla classifica con 40 e 31. Non è errore quello di Harry Marshall, dunque è suo il tempo da battere, 40 e 31, doppio netto. Ora ci prova per la Svizzera Werner Muff con Plo Bleu. Muff è nato nel 74, monta questo cavallo di origine olandese di 9 anni. Anche per lui il netto ottenuto in prima manche. Errore, dunque resta al comando Harry Marshall, in seconda posizione Giulia Martinengo, in terza Eric Levallois. Prosegue il suo percorso Werner Muff, ora il verticale di barriere superato. Gabbia, bene anche qui. Ancora triplice e Oxer su fosso. Rimangono 4 le penalità di un comunque lento Werner Muff, 44 e 25. Dunque soltanto Vincent Voorn per l'Olanda può togliere il successo in questo Gran Premio del concorso ippico internazionale di Cervia a Harry Marshall. Vincent Voorn monta Gestion Priamus Z, cavallo di origine olandese di 10 anni. Vincent Voorn, figlio d'arte, nato nel 1984, sta naturalmente arricchendo la propria esperienza, sempre con la valigia a portata di mano. Ora nel nostro paese con questo Priamus Z, che è uno stallone dal mantello sauro, nato 11 anni fa. Il tempo da battere 40 e 31, serve l'impresa a Vincent Voorn, che sembra intenzionato a vendere cara la pelle, almeno a giudicare da questi primi tempi di galoppo, superati i primi 2 ostacoli senza problemi. Parte intermedia del percorso, c'è anche una girata abbastanza rischiosa, molto composto il cavaliere olandese, atteso dalla gabbia, bene anche qui. Senza problemi sulla triplice, ultimo ostacolo. E arriva il doppio netto, 42,60, che vale la quarta posizione. Si conclude dunque il Gran Premio di Cervia, la vittoria per l'irlandese Harry Marshall, All Shook Up, doppio netto in 40 e 31, in seconda posizione un'ottima Giulia Martinengo con Atletica, 41 e 33, al terzo posto sempre in forma Diamond de Semi, montato dal francese Eric Levallois, e lo abbiamo appena visto al quarto posto l'olandese Vincent Voorn con Gestion Priamus Z. Per il concorso ippico internazionale di Cervia è tutto. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti riguarderanno la finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli a Kuala Lumpur in Malesia. A tutti la più cordiale buonasera, restituisco la linea allo studio.